Sì. Buonasera a tutti e benvenuti a questa prima giornata di Eventone, festival sull'Italia che non va mai in crisi, le mafie. E questo è il terzo festival che l'associazione L'Osteria Volante organizza. I primi due festival sono dedicati ad altri temi. Quest'anno ci siamo concentrati sul tema delle mafie e abbiamo organizzato 5 incontri, il primo dei quali si svolge questa sera. Anzi, c'è stato già un appuntamento precedentemente in cui è stato presentato l'ultimo libro di Attilio Bolzoni, e sempre qui recentemente per chi non c'era prima. Quindi questa sera abbiamo l'onore di avere qui con noi 3 esperti della materia. Attilio Bolzoni, che è perché esperto, è giornalista e corrispondente della Repubblica dal 1982, scrittore, e tiene anche blog Mafie, sempre sulla Repubblica. Pierluigi Granata, che è esperto di criminologia e membro dal maggio 2017 dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata, e Francesco Trotta, blogger e fondatore di Cosa Nostra, che è anche un'associazione che ci ha aiutati nell'organizzare questo evento, e anche scrittore. 2 parole su cos'è l'Osteria Volante, per chi non ci conoscesse ancora. Siamo un gruppo di volontari che da 6 anni circa sono coinvolti in questo progetto, che è quello di organizzare serate circa una volta al mese su vari temi che vanno dall'economia, dall'ambiente, dal sociale, e cercando di affrontarli sempre in modo più scientifico possibile, invitando dei relatori che lo affrontino in modo non mainstream, quindi cercando di guardarlo sotto vari punti di vista. Siamo finanziati prevalentemente dall'Università di Padova, grazie al bando Ex Mille Lire, e appunto da 3 anni organizziamo Eventone. Questa sera, come serata introduttiva al festival, quello che vorremmo fare è cercare di parlare di quella che è la mafia oggi, al giorno d'oggi, cercando di capire come si è evoluta anche un po' nel tempo e sotto che forme si manifesta attualmente, e un po' le differenze che ci sono fra mafia al sud e mafia al nord, perché che probabilmente parlando di mafia noi la associamo sempre al sud piuttosto che al nord, invece ci è molto vicina purtroppo, e quindi cercheremo un po' di smascherarla insieme a questi illustri relatori. Passo la parola a Francesco. Un'ultima cosa, scusa. Noi apprezziamo comunque il coinvolgimento sempre del pubblico, quindi se volete fare domande chiaramente siete benvenuti, e buon divertimento. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio l'Osteria Volante, specialmente che sta passando formaggio e rum, ma Attilio ha detto arriva fino a qua il rum, vero? Sì. Allora arrivate anche qua. Senza Coca-Cola, solo rum e formaggio. Questa serata è dedicata a un rapporto, a un paragone, che è quello delle mafie del nord, paragonate e rapportate alle mafie del sud. Ora, molti di voi avranno letto sicuramente l'inchiesta di Fanpage di qualche giorno fa, in cui un ex collaboratore di giustizia, Nunzio Perrella, camorrista, ha proposto una valigetta di 2,8 milioni di euro a una sedicente criminologa e sedicente architetta e sedicente collaboratrice di funzionari regionali per una questione delicata che è quella del traffico dei rifiuti. Potremmo iniziare da qui, potremmo iniziare però da un altro discorso, dal fatto che le mafie al nord ci sono da tanto tempo, e l'inchiesta di Fanpage in realtà dimostrerebbe soltanto quanto siamo corruttibili, ma non serviva un'inchiesta giornalistica per dimostrarlo. Iniziamo invece dai fatti, e il primo fatto, così ti prendo subito di sorpresa qui, è quello di una distilleria
di una famosa distilleria che si trova a Padova, che ha un cognome interessante, Bertolini, che fa riferimento a una signora che una volta ha anche querelato Attilio Bolzoni, perché lei appartiene a una illustre famiglia il cui padre, se non ricordo male il padre della signora, si vantava a un certo punto di aver fatto da autista ad Al Capone, cioè, tra leggende che si mescolano, coinvolto sicuramente nell'inchiesta, in una delle prime inchieste di mafia. Ecco, questa signora, chiacchierata, usiamo questo termine, ha aperto una distilleria per tanti anni a Padova. Signora chiacchierata perché è vicina a Cosa Nostra. Qua accanto a me c'è anche il dottor Granata, che è attualmente appunto uno dei componenti dell'Osservatorio Veneto per il contrasto al crimine organizzato e la promozione della trasparenza, e sicuramente ne sa tanto anche sul tema del riciclaggio. Il Veneto, per chi non lo sapesse, ma penso che tutti più o meno sappiamo, è una delle prime regioni in Italia per riciclaggio di denaro sporco. Noi siamo considerati una delle tante lavanderie d'Italia. Ecco la prima domanda. Anche ricollegandoci al tuo titolo, la mafia dopo le stragi, ecco, che mafia c'è al sud dopo le stragi e che mafia c'è al nord dopo le stragi? Buonasera, grazie. Avevamo fatto tutto un discorso di un paio d'ore fa. Ricominciamo però partendo dal nord. Le parole chiave sono due: invasione, penetrazione e anticorpi. Questi 15-20 anni ho sentito le mafie che invadono il nord, che penetrano al nord. Io invado casa vostra, penetro a casa vostra e voi non ve ne accorgete. Perché io entro a casa vostra, penetro di notte a casa vostra, oppure invado a casa vostra, mi infiltro a casa vostra e voi non ve ne accorgete. Non è esattamente così. Voi mi avete aperto la porta sorridenti, benvenuto, perché vi ho portato un sacco di soldi. Vi ho portato un sacco di soldi soprattutto in periodo di crisi e mi avete accolto come un grande amico. Quindi la parola penetrazione, invasione, infiltrazione, cancelliamola perché non è vera. Quindi il problema, il fenomeno delle mafie al nord non è un'invasione, una penetrazione. Primo. Secondo, non è un fenomeno recente. 1963, nessuno di voi era nato, forse tranne quel signore, io. 1963, sono passati 55 anni, c'è stata una brutta strage a Palermo, la strage dei Ciaculli. C'era una guerra di mafia tra il Greco e la Barbera, la facevano con le Giuliette che le imbottivano di tritolo, saltavano in aria. Un giorno è saltata in aria una Giulietta mentre 7 tra carabinieri e artificieri dell'esercito stavano per disinnescarla. Muoiono, grande scandalo, grande vergogna, lo Stato scopre la mafia, il ministro dell'interno del tempo, Mariano Rumor, ha la genialissima idea di far partire l'istituto del soggiorno obbligato, il confino, e manda entro la fine dell'anno 467 mafiosi, li deporta dalla Sicilia all'Italia, in parte nell'Agropontino, una piccolissima parte in Toscana, molti in Veneto, molti in Lombardia, molti in Liguria, e in Emilia e in Piemonte. Lo zio di Totò Riina, Giacomo Riina, dal 1963 è a Budrio, quindi 55 anni. Però prefetti, ministri dell'interno, sindaci, amministratori
Ogni volta che negli ultimi 10 anni si è parlato della penetrazione, dell'invasione, dell'infiltrazione, noi abbiamo gli anticorpi. No, gli anticorpi li abbiamo noi di Caltanissetta, di Palermo, di Agrigento. Voi non li avete gli anticorpi. Allora, vi do un dato. Tra il 1998 e il 2000, quindi stiamo parlando di 20 e 18, tra 18 e 20 anni fa, la Procura distrettuale di Milano, Spataro, credo fosse il procuratore aggiunto, Armando Spataro, ha firmato 2000, non 200, 2000 ordini di cattura, 2000, contro i 'ndranghetisti, tutti arrestati. Quindi 1998-2000, arrestati dalla polizia, i carabinieri, la finanza, 2000 ndranghetisti arrestati 18-20 anni fa. E nonostante questi 2000 arresti, un prefetto della Repubblica, prefetto di Milano, fino a 7, 8, 9 anni fa diceva l''ndrangheta non esiste a Milano. Poco prima di Mafia Capitale, il prefetto di Roma Pecoraro, qualche mese prima, aveva detto l''ndrangheta non esiste a Roma, la mafia, l''ndrangheta. Dove li selezionano? Dove li trovano questi prefetti? Il presidente della commissione parlamentare antimafia, 3 commissioni parlamentari fa, Francesco Forgione, ha fatto la prima relazione sulla relazione finale come presidente della commissione antimafia sull''ndrangheta. Poche ore dopo, 2 sindaci di 2 grandi città del nord, la Moratti del centrodestra, sindaco di Milano, e Chiamparino del centrosinistra, sindaco di Torino, hanno minacciato querela nei suoi confronti perché parlava di infiltrazione, tra virgolette, dell''ndrangheta al nord. Allora, è da più di mezzo secolo che le mafie si sono acquartierate in tutte le regioni del centro-nord. Su Roma c'è una situazione spaventosa come a Milano, ma sono ben sparse e ben distribuite in tutto il nord. Solo che culturalmente l'Italia questo non l'accetta. Le autorità di governo non la riconoscono, se non in situazioni di emergenza. La magistratura è stata pigra e molto distratta, come le forze di polizia e come la stampa, come i giornalisti. Purtroppo la situazione è precipitata negli ultimi anni, c'è un'Italia infettata, e non solo un'Italia, c'è un'Europa infettata, perché peggio delle autorità governative italiane, della magistratura italiana, ci sono gli olandesi, ci sono i tedeschi, non parliamo della BKA, la polizia criminale tedesca, che è all'oscuro di tutto, se ne accorge quando c'è Duisburg, poi ne parleremo di Duisburg. E non parliamo dell'Inghilterra, della City, Londra, capitale mondiale del riciclaggio. Quindi la situazione è abbastanza spaventosa sia in Italia che in Europa. Le mafie purtroppo ci sono. Per seguire la mafia bisogna seguire i soldi. Giù hanno spremuto tutto quello che c'era da spremere. Non c'è più niente da spremere perché al piccio non ce n'è più. Quindi bisogna andare da Roma in su per trovarle. Sono molto più attrattive le mafie al nord, perché non sono aggressive come al sud, non sono violente, prepotenti come al sud. In Emilia-Romagna hanno dei loro uffici stampa, mi piace chiamare la cosca mediatica nella grassa Emilia-Romagna, ci sono i giornalisti anche al loro soldo. Alcuni sono stati arrestati e processati e condannati nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Organizzano eventi culturali, organizzano eventi sportivi, sagre di paese, perché l'ideologia della mafia è stare con la gente, non contro la gente. Quindi non utilizzano lupara, pistole, Kalashnikov, bombe a mano, tritolo, nitroglicerina, dinamite. Sono molto consociative, profumate, pettinate, politicamente corrette. Questa è la natura della mafia. E al nord, con questo suo modo garbato
attrattivo e simpatico di fare, vi ha conquistati. Quindi gli avete aperto la porta, non avete gli anticorpi, hanno portato molti soldi, ma ricordatevi, dopo i soldi arrivano sempre loro. Il microfono perché pare non funziona. Quindi non avete sentito niente. Non funziona neanche questo. Prova. È acceso? Aspetta. Non c'è un tecnico. Ci siamo. Ci siamo. Ora sì, ora no. Ecco, vediamo, se no... Più dura. Allora, io mi collego a quanto giustamente detto dal dottor Bolzoni, perché di mafia al nord se ne parla più da 50 anni, però qui stiamo sul versante della cosiddetta verità storica. Per arrivare a una verità giudiziaria bisogna aspettare parecchi anni. Difatti è soltanto da 2 o 3 anni che ci sono state delle inchieste e delle sentenze, seppur qualcune di primo grado, quindi suscettibili di modifica successivamente, sulla presenza delle cosche mafiose al nord. Quindi questa discrasia tra verità storica e giudiziaria apre la stura per delle considerazioni, c'è qualcosa che non va. La prima motivazione proviene da una feroce critica mossa dalla Commissione Antimafia nella sua ultima relazione, dove bacchetta in maniera molto dura la magistratura veneta del nord-est, ma soprattutto quella veneta in particolare. Cioè, questa è un'accusa molto importante e molto grave, nel senso l'accusa addirittura di poca sensibilità su tale tematica. Nel contempo la stessa Commissione Antimafia stigmatizza una scarsa sensibilità anche da parte della cosiddetta società civile, che in altri termini è quella che Attilio Bolzoni ha individuato, ossia i famosi anticorpi. Allora, questi due fattori purtroppo concomitanti e gravi hanno determinato questa presenza, questa infiltrazione sotterranea e perniciosa della mafia. Ovviamente io quando uso mafia nella sua accezione più vaga, e quindi mi riferisco a Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. Per cui vedete, c'è qualcosa che va nel funzionamento dello Stato ed è molto grave. Un altro aspetto che non funziona, e questa volta nello stesso apparato preventivo e repressivo dello Stato, è dato dalla mancata applicazione della normativa antiriciclaggio. Voi sapete, perlomeno chi non lo sa, la normativa antiriciclaggio è quella che è nata per impedire la ripulatura dei denari provenienti da attività illecita. Per non addetti ai lavori vi dico che è una norma molto incisiva, almeno sulla carta dal punto di vista giuridico, che prevede parecchi obblighi a carico delle banche, dei professionisti, delle società di consulenze e cose che non tutti sanno, anche delle pubbliche amministrazioni, e quello poi lo vediamo. Allora, dottor Crotta ha citato l'inchiesta di Fanpage. C'era un passaggio che mi ha lasciato alquanto perplesso e allibito, quando l'infiltrato Carrella dice a questa signora: dobbiamo ripulire questi soldi della mafia. E la signora in maniera molto candida ha detto: e qual è il problema? Ripeto, la normativa antiriciclaggio è molto stringente, nessuno di voi per esempio può fare un'operazione che magari se viene giudicata sospetta dalla banca è soggetta a segnalazione.
allora vedete che c'è qualcosa che non va. Ma come? Con tutti gli obblighi in capo alle banche, ripeto, ai commercialisti, la signora con estrema naturalezza dice: che problema c'è ripulire questi soldi? Per i non addetti ai lavori, faccio un esempio molto banale. Se qualcuno di voi, e questo è capitato, ragazzi, riceve dei soldi, per esempio, dall'estero, voi dovete spiegare la provenienza. E se il funzionario ritiene che sia in presenza di un'operazione poco chiara, scatta la segnalazione. È chiaro? Non so se voi avete seguito quest'altra polemica, addirittura sulle sanzioni che stanno irrogando la Banca d'Italia sugli assegni dove non viene riportata la dicitura non trasferibili. Persone che si sono viste recapitare sanzioni di 5-6 mila euro perché non era stato scritto a mano assegno non trasferibile. Ecco, questo vi dà contezza di quanto è precisa, pesante, particolare già la nostra normativa di citaggine. Ma allora, vedete, ma allora come mai c'è qualcosa che non va? Vi faccio un esempio. Nelle inchieste che sono state effettuate dalla magistratura purtroppo meridionale, qui a Padova, anche in provincia di Vicenza, sono stati individuati dei prestanomi, dei soggetti nullatenenti che erano titolari di quote azionari o addirittura titolari di negozio. Allora è quello che dico io: possibile che nessuno dei commercialisti, degli avvocati, dei notai, obbligati per legge a fare segnalazioni, abbia provveduto? Com'è possibile che un nullatenente possa detenere il 60% di una società, delle azioni di società di capitali, e questo soggetto dorme per strada? Voi sapete che per fare una compravendita di quote azionarie bisogna andare dal notaio, c'è un atto formale da fare e il notaio è obbligato. Allora è possibile che siamo di fronte oggettivamente a un'operazione esistente e non scatta la segnalazione? Allora c'è qualcosa che non va. E allora, ripeto, la magistratura è dormiente, non lo dico io, la stigmatizzata è la commissione antimafia. La normativa antiriciclaggio, la migliore addirittura in Europa, non viene applicata per colpa dei soggetti che dovrebbero essere invece obbligati a porla in essere. Delle leggi meravigliose, no? Sì, ma questo in astratto, tant'è vero che la Germania, come dice Bolzoni, l'Inghilterra non hanno la nostra normativa sia antimafia che antiriciclaggio, soltanto che qui è inapplicata per colpa di chi? Dei cosiddetti criminali dei colletti bianchi, ossia white collar crime. Ecco uno dei grossi problemi per cui si verifica. Allora c'è qualcosa da rivedere nella sensibilizzazione da parte dei professionisti e a questo punto si auspica di una magari incisività da parte della magistratura, perché quelle sentenze che io ricordavo, ossia che diciamo sono iniziate dal 2015, purtroppo sono indagini scaturite dall'attività investigativa della magistratura del Sud. Nessuna di queste è stata avviata dalla magistratura del Nord. Ce n'è una che è riferita alla famosa operazione Aspide, ossia dei tentativi di infiltrazione a Camorra, tra virgolette, perché prendevano in prestito tra l'altro il marchio Camorra ed erano persone che prestavano l'usura e i soldi agli imprenditori in difficoltà. Ma sono esempi che io definisco bagatellari rispetto alla pericolosità delle cosche mafiose. E poi c'è un altro aspetto che nessuno mette in evidenza. Attenzione che qui tutti parliamo di mafia, ma attualmente il network criminale più pericoloso del mondo è l''ndrangheta. L''ndrangheta è presente in tutti i continenti del mondo, non soltanto in Europa, è presente in Canada e in Australia. Quindi ha una grande, e tra l'altro fa affari direttamente con i cartelli colombiani, arrivando addirittura a acquistare intere piantagioni per produrre cocaina. Se vi rendete conto la potenza economica di queste persone? E qual è il dato purtroppo da rilevare? E che, come diceva lo stesso Attilio Bolzoni, che le nazioni non sono preparate a contrastare questo fenomeno. L'ultimo esempio della Slovacchia, il tentativo di penetrazione in Slovacchia.
le autorità giudiziarie sono rimaste inerte, sono state sorprese dalla presenza, nonostante che la DIA avesse avvertito della presenza dell''ndrangheta. Per cui, cosa significa questo? Che le aziende, le organizzazioni criminali si comportano come delle vere e proprie aziende, loro pianificano dove fare ingresso, dove sono le situazioni a loro più favorevoli, ossia paesi dove non c'è la presenza di una normativa adeguata o nei paesi offshore. Attenzione, adesso le organizzazioni criminali, come è stato accennato, nell'immaginario collettivo non si presentano più con la cosiddetta coppola. Adesso, come è stato detto, lo ribadisco perché è importante, si presentano come avvocati di affari, come società di investimento, o addirittura si celano dietro i cosiddetti fondi sovrani o i fondi esteri. E qual è il problema? Che nessuno riesce a sapere chi c'è dietro i fondi di investimento stranieri. È impossibile. Per una questione giuridica, nessuno saprà mai chi c'è dietro. E questo purtroppo si è visto in famose compravendite che stanno avvenendo a Venezia negli alberghi di lusso. Sembra strano, ma se un magistrato vuol sapere chi c'è dietro un fondo sovrano, un fondo immobiliare straniero, non riuscirà mai a saperlo, neanche tramite rogatoria internazionale. Perché purtroppo anche in questo caso difetta la cooperazione giudiziaria. Questi purtroppo sono i limiti del sistema. Perché? Perché all'estero ancora non hanno capito qual è la pericolosità delle organizzazioni criminali. Certo, noi qui al nord l'abbiamo sottovalutato il fenomeno. Non ci sono gli anticorpi, però io dico sempre che bisogna cominciare a parlare per formare questi anticorpi, quindi benvengono questi incontri. Ma questi incontri devono essere diretti soprattutto ai giovani studenti universitari. Sono loro che devono essere sensibilizzati, soprattutto gli studenti di economia e commercio e di giurisprudenza, perché saranno loro i futuri professionisti, saranno loro potenzialmente, nessuno me ne voglia, i futuri sodali dei mafiosi, più o meno inconsciamente, perché il problema è questo. Io prima cosa ho detto? Il commercialista non fa la segnalazione antiriciclaggio perché ha una sua convenienza economica, come non lo fa l'avvocato, come non lo fa il notario. Ma chi sono i professionisti del domani? Gli attuali studenti. Allora è giusto che venga recepita questo senso di legalità, soprattutto dal momento delle formazioni all'università. Ecco perché noi dovremmo entrare nell'università a fare questi discorsi, perché se no è una lotta persa. Noi possiamo elaborare le migliori leggi, ma se poi manca l'applicazione pratica, come ho dimostrato, risultano inefficaci. Bene, ringrazio sia Leo Bozzoni che il dottor Granata per questi due belli approfondimenti. Ora entriamo un po' più nel vivo della situazione. Ci sono state due importanti inchieste negli ultimi anni che hanno svelato come non si parli più di mafia ma di mafizzazione, passando questo termine attivo. La prima è quella di mafia capitale. Io mi rivolgo a te appunto per cercare di capire quello che è accaduto e quale sarà anche il futuro di questa inchiesta, che per la Corte d'Appello non era più tanto mafia, ma che forse c'è speranza in futuro di ribaltare di nuovo questa sentenza. E l'altra seconda inchiesta, che guarda il metodo vicino, è proprio l'inchiesta a Emilia dell'Emilia Romagna, che riguarda il Veneto e in particolare una zona, il Veronese. Qua vedo in sala anche il giornalista e autore di un recente libro Gianni Belloni, che scrive per la Nuova Il Mattino di Padova. È uno di quelli che, se avete letto qualche suo articolo, parla principalmente anche di una famiglia 'ndranghetista, i Giardino. Bene, i Giardino che stanno a Verona, nella bassa veronese, a Sona, giusto Gianni? Sì, ecco. Gianni, non l'hanno ancora fatto fuori, speriamo che continua a scrivere comunque Gianni. I Giardino potrebbero essere la prima locale di 'ndrangheta presente in Veneto. Dai Giardino passano affari molto importanti.
Quindi Attilio, riusciamo a parlare un po' di mafia capitale, anche dell'importanza di quell'inchiesta che è stata fatta anche da un magistrato veneto che è appunto Luca Pescaroli. Allora, intanto c'era un antropologo molto famoso in tutto il mondo, siciliano, Pitrè, dell'Ottocento, che diceva che la mafia è incarnata nei costumi ed ereditata col sangue. Non è vero. La mafia non è incarnata nei costumi e non è ereditata col sangue. I mafiosi non sono i siciliani, i calabresi, i pugliesi, i napoletani. I mafiosi sono dappertutto, in America, a Londra, in Veneto. Ci sono poi gli antimafiosi, quelli che le prepotenze della mafia non le vogliono subire. Perché vi dico questo? Perché questa favola che la mafia è un fenomeno meridionale ce l'hanno raccontato per troppo tempo. Le mafie oggi non hanno una geografia, non hanno una spartizione geografica dell'Italia, ma hanno una spartizione economica. Quindi non è un problema di mafie, Calabria, Sicilia, Campania, 'ndrangheta, la Cosa Nostra, la Camorra, tra parentesi, la Camorra, noi diciamo Camorra, la Camorra non c'è più da 15 anni, non esiste la Camorra, è un arcipelago criminale. C'erano i Casalesi, che era un'organizzazione criminale verticistica, lo Stato gli ha dato addosso, la Camorra non esiste più, è un arcipelago criminale, quindi la chiamiamo per comodità Camorra, ma non esiste più la Camorra. Esiste la 'ndrangheta, esiste la Cosa Nostra con fortune varie, quindi spartizione economica. Come li contiamo noi i soldi? Quando dobbiamo andare a comprare una cosa, magari non abbiamo la carta di credito, apriamo il portafoglio, 20 euro, 10 euro, 50 euro, 100 euro. I più fortunati hanno, io non ce li ho, i 500 euro, mio figlio sì. Cioè, la prima volta che ho visto un biglietto a 500 euro nel portafoglio di mio figlio, io non l'avevo. E noi li contiamo così, no, i soldi. In banca come li contano? Con una macchinetta, no? Che bella la macchinetta. Come li conta la 'ndrangheta i soldi? Con la macchinetta? Li pesano nei camion. Sapete le pese dove si pesava il grano? Hanno il peso del camion e poi il peso delle banconote, di tutte le stesse. Allora, ne parlava Pierluigi prima, chi è leader nel traffico di stupefacenti di solito è anche leader criminale, no? Per la 'ndrangheta io sono un po' controvento su questo, credo che sia l'organizzazione più ricca e in parte più ramificata nel mondo, anzi sicuramente sull'intelligenza strategica della 'ndrangheta ho qualche dubbio, ma stiamo sbandando, quindi mi mantengo. Allora, soldi. Vi racconto un episodio. Dopo le stragi, siamo nel 93, dopo le stragi di Falcone e Borsellino, questi avevano soldi, capitali immensi, accumulati in 15 anni di traffico di stupefacenti, prendevano la morfina a base prima in Turchia, poi nel sud-est asiatico, la trasformavano in eroina nei laboratori di Palermo, c'erano le raffinerie, la portavano ai cugini americani, quindi per 15 anni sono diventati ricchissimi, molti di quei patrimoni non sono stati ancora individuati, della discrazia mafiosa, non dei corleonesi. Che Rina aveva tra le altre cose un piccolo tesoretto, aveva 4 milioni di dollari, diceva un pentito, 4 milioni spiccioli, che aveva dato a un suo amico che li aveva sotterrati alla periferia di Lugano in 2 bidoni di latte, 4 milioni. Il pentito racconta, il magistrato Sabella parte, va a Lugano, c'è la famosissima magistrata di Lugano, la Carla Del Ponte, una grande amica di Giovanni Falcone, famosissima, coltissima, bravissima. Vanno a fare questa perquisizione e trovano in effetti 2 bidoni di latte
con dentro però non 4 milioni di dollari, 1.850.000, perché 2 milioni se ne era fottuti uno. 150.000 il proprietario del terreno dice: il mio terreno 150.000 mi tocca, no? Quindi trovano 1.850.000 dollari. Questo è avvenuto nel 1994. Dai bidoni di latte, signori, si è passati nel giro di 20 anni ai bitcoin. Bidoni di latte, bitcoin. Allora, il salto è grosso, salto triplo mortale, salto mortale triplo, non doppio. In Italia hanno investito tanto al sud, ma negli ultimi 15-20 anni molto al nord, da Roma in su. Tanto in Veneto, in Friuli, in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, in Toscana, a Roma. Le nostre polizie, grazie alle buone leggi che abbiamo in Italia, riescono a individuarli in Italia questi soldi, non riescono a individuarli, come diceva Pierluigi, nei Caraibi, alle Cayman, alle Bahamas, alle Barbados, non li riescono a individuare a Londra, non li riescono a individuare nell'isola di Man, nel Mar d'Irlanda, non li riescono a individuare oggi in quella che è la grande piattaforma di riciclaggio del Mediterraneo, Malta. Malta è terrificante, io sono stato qualche settimana fa a Malta, allora un'occhiata. Scusate se divago, ma vi do qualche informazione. Malta era una piattaforma, un'isola strategica prima dell'invasione dell'operazione Husky, dell'invasione degli alleati durante la guerra, perché era l'occhio del Mediterraneo per tutti, no? Era una base di spie. E poi è caduta in disgrazia, ora da qualche anno è diventata un posto incredibile, 4,5 di aumento di PIL lo scorso anno. C'è un'immigrazione di italiani per bene che va a lavorare, ci sono un sacco di società che non pagano le tasse in Italia e quindi fanno, ma soprattutto c'è un quartiere che si chiama Portomaso, nella Baia di Saint Julien, dove si parla solo catanese e calabrese. Non si parla inglese, non si parla maltese, non si parla svedese, non si parla greco, turco, niente, si parla catanese e calabrese. Allora, soldi che partono dappertutto, che vanno dappertutto. Molti di questi soldi, e torniamo poi all'origine, arrivano al nord. Corleone, Bagheria, San Giuseppe Jato, San Cipirlello, Caltanissetta, Mussomeri, Delia, insomma le grandi capitali di mafia di un tempo. C'è il deserto, alberi di carruba, campi arsi senza acqua, masserie abbandonate che devono spremere. I soldi della droga e di tante altre li hanno portati da Roma in su. Roma è, ci vuole i giudici, cioè, questo dibattito tecnico-giuridico, se c'è o non c'è la mafia, non mi appassiona. Io rispetto la magistratura, con garbo posso criticarla, ma proprio non mi appassiona, non me ne frega niente, perché il fatto che ci siano dei magistrati che dicono che non c'è la mafia a Roma è grottesco. Andateglielo a dire a Ostia, a Tor Pagnotta, a Tor Tre Teste, che non c'è la mafia a Roma quando vengono spremuti dai vampiri. Quindi non mi appassiona perché sono così distanti dalla realtà, queste sentenze, questa cultura giuridica è così distante che non ha... È paradossale perché a Roma non c'è, Ostia che è un quartiere di Roma, quartiere di 280.000 abitanti, la 13ª città d'Italia, Ostia, quindi non mi appassiona, ma poi tutte queste vicende giudiziarie mi hanno un po' veramente stancato, perché l'ho detto nell'incontro precedente, tutti i magistrati sono Falcone e Borsellino, non tutti i magistrati sono Falcone. Quindi questa disputa, c'è la mafia o non c'è la mafia a Roma, prima del 9 settembre 1982, quando è entrata in vigore la legge Rognoni-La Torre
sull'associazione mafiosa e sui beni confiscati, la legge Romeo La Torre, signori, essere mafioso è reato, non fare traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, omicidi. Il fatto di essere mafioso, solo il fatto di essere mafioso è reato, 9 settembre 1992, e prima che fa? Nei 2 secoli precedenti non c'era la mafia, c'era la mafia, uccideva, quindi c'era. Quindi allora questo discorso che c'è o non c'è la mafia a Roma, ve l'ho detto, è un dibattito che non mi appassiona per niente proprio. Anzi, mi fa un po' arrabbiare, l'avete capito, no? Mi fa un po' arrabbiare. La mafia, ad esempio nel 58 è arrivato a Frank Tredita, Frank Coppola, ha detto Tredita a Pomezia, fare speculazione edilizia, ha comprato 30 ettari di terreno. Dopo 20 anni è arrivato Vito Ciancimino, che aveva come prestanome uno dei più grossi imprenditori romani. Ho una grande memoria, adesso un buco. Il costruttore, adesso ve lo dico, uno dei più grossi costruttori romani, che è una famiglia nobile. Il conte è un conte. Ora ve lo dico, un conte, sono una grossa famiglia aristocratica che ha interi quartieri di Roma e ha riciclato denaro per conto di Ciancimino. Nell'89 i giudici istruttori Giovanni Falcone li hanno arrestato. Vaselli, Romolo Vaselli. Allora, lì già dal 58 stanno. Quell'altro dal 63 a Budrio, alle porte di Bologna. A Castelfranco Veneto c'è una cosa che negli atti della prima commissione parlamentare antimafia è famosissimo, un summit di mafia a Castelfranco Veneto, lo sapevate? Sì, con Badalamenti, Upacarré, Gerlando Alberti, Buscetta, cioè hanno campato tranquillamente, sotto gli occhi. Tu l'hai chiamata dormiente. Sì, dormiente, anche ora i magistrati di Bologna hanno fatto questa bella inchiesta che è la più grossa su Emilia, hanno fatto il loro lavoro, ma che hanno fatto prima, nei 40 anni precedenti? Che hanno dormito, veramente hanno dormito, e perché i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, i questori, i prefetti, i giornalisti, non è che non ci sono i giornalisti lì in mezzo. Allora, il territorio, abbiamo detto prima, racconta sempre tutto, basta volerlo ascoltare e saperlo ascoltare. Le mafie vanno dove ci sono i soldi al sud non ci sono più. Quindi dovete pensare a un'Italia come le mappe che avete visto oggi sulle elezioni: giallo, i 5 Stelle al sud, blu, Forza Italia al nord, e qualche macchietta di rosso, quello che ha raccattato il PD grazie a Renzi in questi Voi dovete pensare alle mafie anche con questi colori: nero al sud, soldi finiti; rosso da Roma in su perché c'è ancora qualche soldo da spendere, ma con dei ritardi culturali e non solo culturali, perché a Roma non c'è una mafia, ce ne sono tante mafie. Infatti l'indagine dei carabinieri, del ROS e della Procura di Roma è la punta più avanzata dal punto di vista appunto investigativo in Italia oggi, perché ha elaborato qualcosa di diverso, che non è più la mafia dei Rino, dei Piromalli o di Peppe Tiradritto o di Cutola, è una mafia che si unisce alla politica, molto trasversale. Infatti c'hai Buzzi, cooperative rosse, quello che dice i migranti rendono più degli stupefacenti, già sperimentato a Trapani 10 anni fa, mercato immobiliare morto in tutta Italia. A Trapani da 10 anni mercato immobiliare vivissimo, comprano tutto i mafiosi, perché trasformano le case diroccate di campagna in case accoglienza per i poveri disgraziati che arrivano dall'altra parte del mondo. Quindi Buzzi non si inventa niente, lo inventano i trapanesi, i mafiosi siciliani, e non solo i mafiosi.
anche le multinazionali del bene. Le multinazionali del bene, Caritas compresa, perché li hanno arrestati tutti quelli della Caritas. Hanno indagato il vescovo e hanno arrestato il responsabile della Caritas, il prete. Allora, mappa, Roma è un bello osservatorio per capire politica, trasversale, copertive rosse e il nero, che vanno d'accordo perfettamente. La politica che va d'accordo, destra, sinistra, Forza Italia, la Regione, il PD, tutti c'erano in mezzo. E ancora l'indagine, secondo me, non è andata in profondità. Ma sapete perché non è andata in profondità? Perché lo Stato non è che ha risorse infinite. Lo Stato italiano non è che è come noi a casa, se dobbiamo comprare la macchina non possiamo andare in vacanza, se ci compriamo un paio di scarpe non ce ne possiamo comprare 4. E lo Stato ha delle risorse non infinite, di uomini, di denaro, di mezzi, quindi secondo me non ci sono milioni di carabinieri del ROS che indagano su mafia capitale. A un certo punto si fermano, se poi c'è un'emergenza a Foggia, come c'è stata l'anno scorso ad agosto, lo Stato manda, il ministro dell'Interno manda una squadra di carabinieri a Foggia e la distoglie dall'Agropontino, da Ostia o da Salerno, perché lo Stato fa i conti con quello che ha. Allora, quello è un bello osservatorio. Un altro osservatorio bello è il Veneto, per i soldi, di cui non si parla niente. Infatti la Commissione parlamentare antimafia, giustamente ricordava Pierluigi Granata, ha bacchettato questi magistrati. Che fanno? Cioè, non lo sanno che 25 anni fa ci sono colleghi loro che sono stati ammazzati come cani giù in Sicilia per queste cose? Da dove vengono questi magistrati? Non lo sanno che Falcone è stato ucciso, che non è stata una disgrazia, che Borsellino è stato ucciso, che Costa è stato ucciso, che Chinnici è saltato in aria, che Terranova è stato ucciso, Gian Giacomo Ciacciamontalto, il giudice Giacomelli, ne hanno uccisi 12 magistrati in Sicilia in pochissimi anni e 11 giornalisti. È l'unico luogo d'Europa dove in meno di 20 anni hanno ucciso 11 giornalisti. La Sicilia, nell'era moderna. Allora, questi che fanno? L'ordinaria amministrazione? Bene, ma non è ordinaria amministrazione anche scavare nel... Un'ultima cosa, perché sennò poi divago e mi arrabbio. Commercialisti, notai, avvocati, giornalisti, come li definiamo? Borghesia? Allora... l'ha sdoganata questa parola il presidente Grasso quando era procuratore capo a Palermo, che parlava di borghesia mafiosa. Intorno al 2002-2003 ha cominciato a parlare di borghesia mafiosa. Il copyright non è suo. Negli anni precedenti, in qualche libro di borghesia mafiosa ne parlava Umberto Santino. Ciotti non ha mai Umberto Santino, no, non ho detto Umberto Santino, ma nemmeno suo il copyright. Mario Mineo, bravo Francesco. Mario Mineo negli anni 60 parla di borghesia mafiosa. Questa borghesia mafiosa, che non è che c'è solo a Palermo la borghesia mafiosa. La borghesia mafiosa c'è a Londra, abbiamo detto, c'è in Belgio, c'è in Olanda, ce n'è borghesia mafiosa, ce n'è assai in Olanda. Probabilmente c'è in Veneto, probabilmente c'è a Milano, però sulle cose di mafia, signori, non si inventa mai nulla, perché la mafia segue sempre le logiche del potere, non c'è nulla di imprevedibile. Quando c'è stata l'unità d'Italia? 1861, 4 anni dopo 2 intellettuali fiorentini, Franchetti e Sonnino, scendono in Sicilia per scendono nel sud e poi in Sicilia per fare la loro famosa inchiesta sulle condizioni socio-economiche della Sicilia, e fanno un rapporto che è diventato storia, una cosa che vi consiglio di leggere, e parlano dei facinorosi della classe media. Cosa sono i facinorosi della classe media se non la borghesia mafiosa italiana di oggi?
Grazie Attilio, ora passo la parola al dottor Granata. Nello specifico il caso Veneto, dalle inchieste Emilia fino a quello che è avvenuto di recente. Allora, prima parlavo di inchieste, allora io adesso qui ci dirò delle inchieste che sono paradigmatiche perché hanno fatto scoprire l'esistenza dell''ndrangheta anche qui in Veneto in maniera scientifica dal punto di vista giudiziario. Io mi pregio di ricordarla così possono prendere nota se poi qualcuno vuole approfondire. Allora, la prima, state attenti che sono tutte sentenze del 2017, ossia dell'altro anno. E qui, come diceva giustamente Attilio, sono più di 50 anni, 60 anni che si parla di presenza mafiosa nel territorio. C'è questo scarto temporale che è molto sintomatico. Allora, la prima sentenza è del Tribunale di Verona del 18 aprile 2017, dove viene riconosciuta l'esistenza di una rete tra famiglie residenti nel Veronese appartenenti all''ndrangheta. 18 aprile 2017. Nel maggio del 2017 c'è un'altra importante inchiesta che guarda caso riguarda qui Padova, la città di Padova, denominata Gambling, dove viene accertata un sodalizio criminoso dedico alla gestione del gioco d'azzardo. L'inchiesta sarà denominata Gambling, ossia la gestione delle slot machine che ovviamente venivano alterate per la riscossione dei videogiochi. Infine, forse quella più importante potremmo dire, è quella che c'è stata a gennaio del 2018, denominata l'operazione Stige, dove finalmente è stata accettata in maniera incontrovertibile l'esistenza dell''ndrangheta qui in Veneto. E addirittura finalmente sono state accettate le convivenze con quella famosa borghesia mafiosa di cui parlava Attilio, ossia banchieri e commercialisti che erano al soldo dell''ndrangheta. È un aspetto interessante e forse divertente, sapete qual è stato? Che addirittura in un'operazione di investimento presso la Banca Popolare di Vicenza i 'ndranghetisti hanno perso circa 400.000 euro. Infatti poi il funzionario della banca è stato anche minacciato, anche se qualcuno dice che tutto sommato alla fine poi a 'ndrangheta non interessa poi perdere l'importante e ripulire i soldi. Anche se perdono. E purtroppo sembra che nell'ambito proprio dell'inchiesta della Banca Popolare di Vicenza, nella forma di vendere le quote societarie, sembra che questo abbia favorito parecchi acquisti di azioni della banca da parte della mafia, soprattutto al sud. Non ci dimentichiamo che forse questo è stato un caso che la Banca Popolare di Vicenza acquisì a suo tempo dei sportelli in Sicilia. Tra l'altro poi sembra emerso pure che Zonin avesse alle dipendenze un altro stagliere, che mi fa venire in mente un altro tizio che utilizzava uno stagliere. Nella mia provincia Zonin ha preso tra Riesi e Mazzarini in una contrada che si chiama Judeca, che fa un vino color dell'inchiostro. Sì, ma e questo è Zonin aveva messo come guardiano di quei fondi messi a vigneto il figlio di un mafioso. Più sicuro di così? Più sicuro di così. Ma la storia, la macro storia italiana e la micro storia è sempre la stessa. Però non è solo in Italia. Vi volevo raccontare un episodio. Non è solo in Italia che capita, non è che siamo il paese più disgraziato del mondo. Io ho lavorato anche all'estero un po' di anni nelle guerre, nel 2001 in Afghanistan, nel 2004 in Iraq, sono stato 8 mesi. A un certo punto c'era un oleodotto che arrivava dal nord dell'Iraq a Tikrit, che era la zona di Saddam Hussein, no? E a un certo punto il governatore, che era un inglese, il primo governatore del protettorato dopo la guerra, dopo la cacciata di Saddam,
per salvaguardare l'oleodotto aveva pagato tutti i capi tribù della zona, aveva dato la mazzetta, aveva pagato il pizzo per non farlo saltare in aria. Dopo 48 ore saltò in aria sto cavolo di oleodotto, quindi si arrabbiò moltissimo. Ha sbagliato a pagare. Come paghiamo e ci fanno saltare l'oleodotto. E abbiamo scoperto che anche il dittatore Saddam pagava la protezione, ma pagava di più del protettore, dell'inglese, quindi non glielo facevano saltare perché pagava di più. Quindi non siamo solo noi, diciamo. Ecco, un aspetto purtroppo negativo che due delle inchieste che ho citato, la Stige e la Gambin, prendono avvio dalla magistratura di Catanzaro e non qui dalla DDA di Venezia, e questo purtroppo costituisce un ulteriore riscontro a quello che si diceva prima, che c'è stata un'inerzia fino ad ora della locale procura antimafia, per cui speriamo che per il futuro ci sia una maggiore incisività. Ecco, e a conforto dell'aspetto negativo di questa inerzia, eppure, come diceva Attilio, gli input ci stanno. Allora, possibile che qui in tutti questi anni nessuna segnalazione antiriciclaggio è stata inviata alla magistratura? Francesco Trotta ha ricordato che noi qui siamo ai primi posti delle segnalazioni antiriciclaggio. Allora, possibile che nessuna di questa sia finita sul tavolo del magistrato? Non vogliono rotture di palle. Allora, io non volevo arrivare così secco e semplice da questo qua. Diciamo che c'è chiamiamola scarsa sensibilità oppure mancanza di preparazione professionale. Però, vedi Attilio, tu dici che a te non interessa il dibattito giurisprudenziale, però io dico, come cittadino, però ricorda che questi aspetti sono molto frustranti per le forze dell'ordine, perché dopo un notevole, uno sforzo investigativo per dimostrare l'esistenza del vincolo mafioso, e questo non viene riconosciuto dalla magistratura, è sicuro che è molto, molto frustrante. Come io sono convinto, lo so per certo, che fino adesso è stato difficile anche in termini probatori portare avanti delle indagini e non dalle forze di polizia, perché tutti sanno, almeno gli studenti di giurisprudenza sanno che è il PM che decide se è reato, se sussiste il vincolo del 416 bis. Per cui le polizie possono fare tutti i rapporti, le notizie di reato sono una, ma se non c'è l'avallo del magistrato si ferma tutto quanto. Allora forse è un sistema un po' da rivedere, auspicando una maggiore sensibilità. Quello che io dico, certo, la situazione è alquanto negativa perché ci sono venuti questi anni e comunque queste sono, possiamo dirlo, la punta dell'iceberg, perché adesso noi abbiamo citato soltanto 2 inchieste, ma quante ce ne sono ancora in circo, considerato le falle del sistema che stasera abbiamo evidenziato. E c'è un altro aspetto, purtroppo io adesso non voglio essere pessimista, c'è anche un altro aspetto negativo, che c'è una scarsa partecipazione delle amministrazioni pubbliche, perché io prima ricordavo un dato molto importante che nessuno quasi conosce da parte degli amministratori pubblici, che anche i comuni, le ex province, le ASL sono soggette alla normativa antiriciclaggio, anche loro dovrebbero effettuare le segnalazioni. Il comune ha l'obbligo di fare le segnalazioni e valutazioni dello spetto. Allora quello che io dico, possibile che quando viene acquisita una pizzeria in un paesino sperduto del Vicentino nessuno del comune se ne accorge? Della polizia locale? E io purtroppo, avendo avuto dei rapporti così con amministratori locali, vi assicuro che la maggior parte dei sindaci non conosce l'obbligo in capo a loro di segnalazione antiriciclaggio. Questo è un dato che fa riflettere, perché a questo punto se mancano le cosiddette sentinelle sul territorio è ovvio che la criminalità organizzata troverà sempre più spazio, perché la normativa antiriciclaggio, scusate se vi ripeto, è imperniata sul rapporto di collaborazione tra soggetti e attori istituzionali e Stato. Se viene a mancare questa collaborazione, la normativa è inefficace. E questi sono i risultati purtroppo. Allora forse c'è bisogno di cambiare mentalità o quantomeno sensibilizzare i comuni che loro hanno un obbligo e non lo conoscono. Quello che è grave. Quindi c'è qualcosa, le stesse ASL, come sappiamo, dalla Sicilia, insomma, a Iero, Docet,
che la criminalità organizzata si sta infiltrando anche nell'ambito delle strutture sanitarie, tranne gli appalti. In Sicilia dagli anni 60. Esatto, ma la stessa cosa si potrebbe verificare qua. Ma mi fa sorridere questo discorso perché voi siete troppo giovani, la maggior parte, ma negli anni 70 c'era un filone di cinematografia molto trash. L'attore principale era Maurizio Merli, non so, forse i più vecchi. La polizia spara, la polizia usa la legge scarcera, no? Non so, i più anziani ce lo ricordiamo. E questo mi fa ricordare un po' questo che succedeva a Palermo, succedeva a Marsiglia, che era la capitale mondiale dell'eroina, prima che arrivassero i siciliani. La polizia che fa rapporti, le forze di polizia che sono rapporti, la magistratura che invece copre. Qua non posso dire copre, perché non copre, però certo che non è troppo sveglia, l'abbiamo detto, ma non solo in Veneto. Io ritorno anche sul caso Emilia, perché noi diciamo Emilia, c'è stata questa inchiesta che è formidabile, è fatta bene. Ripeto, che hanno fatto prima nei 40 anni precedenti? Non è che ora hanno fatto il loro lavoro, né più né meno, non è che hanno fatto cose eccezionali, hanno fatto quello che dovevano fare. Quello che non hanno fatto prima bisogna investigare, perché non l'hanno fatto. Cioè, il problema è questo, cioè, qua, ma non è solo qua, forse l'unica procura che ha risposto a queste cose è quella di Milano, da sempre. In parte a Torino, perché non dimentichiamoci che a Torino hanno ucciso un procuratore capo, i calabresi, Caccia, quindi c'è un procuratore che già tantissimi anni fa è stato ucciso dai calabresi, quindi non ce lo dimentichiamo. Poi è macchia, quindi in Friuli, in Val d'Aosta, pochi lo sanno, ma la prima autobomba in Italia c'è stata in Val d'Aosta, con un pretore che aveva ficcato il naso al casinò, che è saltato in aria ed è vivo, è rimasto vivo perché era così forte il tritolo, era dentro una 500, una vecchia 500 piccolina, che era così forte che è rimasto illeso, perché la 500 lo ha salvato. È avvenuta ad Aosta la prima autobomba della storia mafiosa stragista italiana. Nessuno lo ricorda questo magistrato, nemmeno io ricordo il nome, me l'hanno detto un sacco di volte, non mi entra in testa, pensate. Tanto c'è una rimozione del problema. Quindi bisogna anche vedere, c'è un problema culturale, un problema sociale, è un problema di consapevolezza che l'Italia non ha. È inutile che ci giriamo intorno. L'Italia, adesso dico una cosa un po' sgradevole, c'è molta voglia di mafia in Italia, c'è voglia di mafia, abbiamo tutti voglia di mafia, c'è voglia di mafia in Italia, quindi le regole, ma c'è una grande voglia di mafia e quindi chi se ne fotte, se sì, ma questa volta tanto non spara, non salta in aria, non c'è il sangue. Ma la mafia è questa, la mafia non è sangue, Kalashnikov, l'abbiamo detto prima, non è strage, la mafia è attrattiva, la mafia è seduttiva, ha una sua seduzione, ha un atteggiamento seduttivo anche nel confronto delle istituzioni, del procuratore, del prefetto, del comandante dei carabinieri, della finanza, del direttore del giornale, del giornalista che gli può essere utile, la seduzione, la mafia politicamente corretta, profumata, è trasversale, pettinata. Attila, è trasversale. Te certo che è trasversale, mica è trasversale, riguarda tutti, mica riguarda destra, sinistra, la mafia non ha ideologia, tranne una sbornia che ogni tanto gli torna, che è quella indipendentista, che ogni tanto gli viene, bevono un po' e gli viene la sbornia di trasformare la Sicilia nella 53esima stella degli Stati Uniti, di staccarsi con le cassazioni loro o con i tribunali loro, farsi i cazzi loro, no, tutto loro, le tasse, le cose, ma tranne la sbornia che c'hanno ogni tanto, con chi comanda. Da noi c'è un detto, da noi a Capaisette, una piccola provincia, un microcosmo,
un vedi verde, dove vedi verde vai, che non è il semaforo verde, le pecore, dove vedono prato verde, erba da brucare vanno, dove vedi verde vai, è un po' così, no? Una volta io ero un ragazzo, ero a Caltanissetta, sì, anch'io ero un ragazzo, e facevamo queste manifestazioni, ho 13-14 anni, nel 68, 69, ed eravamo centinaia di ragazzi che protestavamo. A un certo punto un vecchio mafioso di Riesi, considerate che a casa mia la Democrazia Cristiana prendeva il 74%, quindi alla faccia della Bulgaria, no? Quindi nella mia città non c'è stato un omicidio di mafia per 47 anni, quindi pace assoluta. Quando non c'è morte vuol dire che tutto è a posto, no? E un vecchio mafioso mi ha detto, vecchio mafioso perché aveva avuto 50-60 anni, io ne avevo 14, quindi dice: ma tu pensi che se fate la rivoluzione noi non la facciamo pure? E mi ha dato una lezione. Io per concludere devo fornire solo 2 spunti di analisi per quanto riguarda la presenza mafiosa nel Veneto. Ecco, purtroppo qui la mafia trova anche il suo brodo di cultura sulla diffusione dell'illegalità, e del MOSE è stato un po' un aspetto paradigmatico di questa situazione. Qui insomma scoppiano casi di corruzione a macchia di leopardo, per cui qui si trovano anche una mentalità che può accettare benissimo di fare appalti con la criminalità organizzata perché è destinato al mero profitto, e questo è un altro aspetto dove bisogna intervenire dal punto di vista culturale, dove si richiede la maggior moralità per quanto riguarda la gestione degli appalti o quantomeno delle attività economiche. Purtroppo c'è anche un altro fatto negativo, che siamo in un momento di crisi economica e di stretta creditizia, per cui gli imprenditori purtroppo stanno in affanno, non ricevono nessun aiuto dallo Stato e dalle strutture pubbliche, anche se poi per quanto riguarda soprattutto dalle banche è discutibile, e a volte si rivolgono più o meno inconsapevolmente con persone che erogano finanziamenti a basso costo, anche perché non sempre si presentano come agenzia di malaffare, si presentano come consulenti, come associazioni che dal punto di vista formale sono ineccepibili. Questo è un altro aspetto, e che tra l'altro poi è anche difficile allora ci vorrebbe un po', stiamo studiando con un osservatorio una sottoscrizione di un patto per la legalità economica, per invitare le categorie imprenditoriali a non stipulare nessun patto, nessuna collaborazione, nessun accordo di natura economica con le organizzazioni mafiose, perché significa un abbraccio mortale, ma non tutti sono consapevoli di questi aspetti. Allora bisogna fare un'operazione di sensibilizzazione a livello capillare verso le categorie economiche, che sono quelle più a rischio. Come tu dicevi giustamente, ormai qui, ed è conclamato, ormai qui la mafia non mette paura, non spara, si insinuda in maniera subdola, nascosta, si inserisce nell'ambito dell'economia attraverso le operazioni di riciclaggio, trovando più o meno la benevolenza di chi riceve questo denaro, perché c'è sempre una cultura della corruzione. Oggi nella recensione appunto del libro di Dalla Chiesa si diceva che sarà ardua il contrasto alla mafia finché esisterà la corruzione. Quindi corruzione e insediamento mafioso è un binomio purtroppo diabolico, ma che va dei pari passi. Quindi anche qui bisogna incidere per cercare di prevenire il momento corruttivo. Ecco, direi che ora possiamo dare via al dibattito. I primi spunti che vi do io, ma poi vorrei che ce ne fossero anche altri. Uno è questo: il fatto è che il tuo amico Ronaldo Dalla Chiesa dice sempre: se volete vedere se c'è la mafia, lo diceva qualche anno fa ovviamente, iniziate a cercare i beni confiscati. Noi, in base alla normativa attuale, con cui non si confiscano soltanto i beni mafiosi, ma si confiscano un sacco di beni anche a chi si macchia di reati
tipici della mafia, ma non solo, narcotrafficanti, usura. Noi in Veneto abbiamo qualcosa come 340 beni immobili, parlo solo di immobili confiscati, più di 340. Non soltanto ai mafiosi, hanno confiscato ai narcotrafficanti, agli usurai, all'ex governatore della regione Veneto, quindi, che facevano i mafiosi distruggono le case e lui si portava via i cessi. E questo è un punto. I beni confiscati a Padova, in provincia di Padova, la Padova è la seconda provincia per beni confiscati. Di recente hanno sequestrato, tra l'altro, anche i locali Trulli che ricordavamo prima. Qualcuno di voi magari ci andava, i Trulli. E c'è un negozio, era un negozio di prodotti. Il miglior mozzarella di Padova. Pugliesi. L'hanno sequestrato a questo signore indagato ovviamente di essere prestanome della mafia pugliese. Il secondo spunto invece, e ho seguito anche qua Attilio, ricordo che Attilio ha scritto questo libro, La mafia dopo le stragi, è il primo di 6 volumi. Questo appunto si occupa della mafia dopo le stragi. Poi negli altri volumi ci sarà ad esempio la mafia al nord, la mafia anche beni criminali, beni confiscati. Quelli beni confiscati, ma ci sarà anche una cosa interessante, il linguaggio. Il linguaggio mafioso che è diventato brand. Attilio nei suoi articoli di giornale ha seguito anche il caso della mafia si senta alla mesa. La mafia si siede a tavola. I ristoranti spagnoli che usano il nome la mafia per pubblicizzare prodotti italiani con ovviamente locali adibiti a film gangsteristici anni 30-40. L'Unione Europea in quel caso era intervenuta, la Bindi si è rivolta all'Unione Europea, la prima volta ha dato buca, la seconda volta perché non era riconosciuta il binomio Italia uguale mafia. Poi quando a un certo punto questa catena di ristoranti, 38 ristoranti diffusi in tutta la Spagna, hanno promosso il viaggio con la Coca-Cola, vince anche tu il viaggio nell'Italia del Padrino, quindi l'apologia mafiosa di questa. Allora l'Unione Europea è intervenuta cercando di bloccare il nome la mafia e col binomio Italia. Ecco, la mafia dopo le stragi è diventata tanta roba, anche brand, e questo è veramente stupido. Mafia è la parola oggi, la parola italiana più famosa del mondo, più di pizza e più di spaghetti. Anche Italiano, mafia. Siciliano, mafia. Piff, conoscete Piff, no? Ho detto quel bellissimo film, un ragazzo bravissimo, tra l'altro, un ragazzo fresco, simpatico, bravo, furbacchione ma simpatico e bravo. Eppure bravo. Bravo, mi raccontava qualche mese fa che è andato a New York e aveva una maglietta, quando è entrato a New York, no mafia. Il poliziotto l'ha fermato là, dice no mafia, ma come tu siciliano, no mafia, e rideva, e lui diceva ma chi c'hai da ridere? Cioè, cosa c'è da ridere in questa mafia? Abbiamo tragedie che non finiscono mai e tu mi ridi. Allora, Il Padrino, 1972, Il Padrino, parte prima, 1972, è un capolavoro dal punto di vista cinematografico. Gli chiedete a Obama qual è il film più bello che hai visto, Presidente, dice Il Padrino, parte 1, parte 2 dice, e non dice parte 3. Io ci metterei pure la parte 3 che ho rivalutato nel corso degli anni. Allora, però è ovvio che Il Padrino è bello perché Coppola è entrato nella cosa, il linguaggio, uno che capisce di queste cose capisce che è un capolavoro. Però è ovvio che il padrino che non fa droga, la mafia ha sempre fatto la droga. Lucky Luciano nel 1927 faceva traffico di stupefacenti con Milano, con delle industrie farmaceutiche di Milano, in America, e aveva 5.000 signorine, tra virgolette, in tutti gli Stati Uniti, mentre la cosa nostra siciliana è considerata sempre disdicevole, i signorini e usura mai. Questi gli americani, noi siamo uomini d'onore,
buttane niente, diciamo. È la loro mentalità, la loro cultura. Allora, il Padrino però ha fatto marchio, ha fatto brand, perché c'è sempre una mafia buona. Abbiamo raccontato prima che i siciliani non se lo possono più permettere. C'è una mafia buona del passato, i Rina, le bombe, le stragi, i gergofili, quindi sono passati alla mafia fa schifo. Ma molti intellettuali calabresi, paramafiosi, che scrivono su giornali importanti, raccontano ancora questa favola dell''ndrangheta buona, che non ammazza i bambini, che non fa la droga, che non ammazza le donne. C'è il codice d'onore. Che c'è il codice d'onore, che gli sono proprio minchiate col botto. Cioè, mentre in Sicilia questo non si può più permettere, la mafia siciliana, perché la mafia ha fatto le stragi, la mafia vecchia. Quindi i calabresi ancora continuano sul codice d'onore con la cosa, quando sono sanguinari tali e quali, prima, dopo e con i cugini siciliani. Però il brand all'estero è molto attrattivo. Tu hai ricordato la mafia se sienta alla mesa. La mafia se sienta alla mesa sono 38 ristoranti che credo siano diventati 46. Io ci sono andato 2 anni fa a fare questo servizio con una telecamera nascosta, mi sono fatto un sacco di ristoranti in tutta la Spagna e poi qualcosa, poi anche un poveraccio. Ma c'è qualcuno che ha coraggio di bere il caffè là, per esempio? Come? C'è qualcuno che ha coraggio di bere il caffè là? Sono pieni, c'è una zona infantile con i bambini, il piccolo padrino, hanno il menù infantile. Ti danno delle caramelle con su scritto il Padrino, ci sono ma non ci sono solo le cose, sono i mafiosi degli anni 40 e 50 anche più contemporanei, oppure i personaggi cinematografici con la cucina italiana spacciata con che so, lo spaghetto alla lupara, dico, ora me lo ricordo così. Allora lì c'è un problema grosso. C'è un problema grosso perché se tu apri qua un ristorante a Padova, vera cucina esplosiva basca, quelli si incazzano. Il governatore della Spagna dice: oh, siete pazzi, quelli sono assassini. I baschi, l'ETA, cucina dell'ETA. Oppure dell'IRA irlandese, birra irlandese IRA, birra che esplode. Quelli, il governatore, il diplomatico, l'ambasciatore, come si chiama, si arrabbia, no? Invece mafia è una cosa che va bene. A Vienna hanno fatto i salsicciotti, Falcone e Borsellino, arrostiti sulla brace, sulla piastra, in un ristorante di Vienna, 2 anni fa, 3 anni fa. Quindi questa mafia piace, questa parola piace in tutto il mondo, provate ad andare in Olanda è tutto luccicante, tutto bello, pulito, profumato. Andate al porto di Rotterdam. Io ci sono stato al porto di Rotterdam. Certo, se ci vai, no, tu sai che vai tra un po' scalata, se c'è uno qualsiasi, dice tutto luccicante, ma là l'odore dell''ndrangheta si sente. Uno allenato lo sente. Vai a Londra, andate a Londra, al centro di Londra ci sono interi quartieri, interi palazzi che di sera sono sempre spenti perché vi comprano i russi, gli italiani, i cinesi, non lo so, i coreani, non lo so più di che nazionalità sono, e sono tutti soldi di mafia, sono palazzi vuoti che riciclano. Ora da qualche mese hanno messo una cavolo di legge che stanno cercando dice che se vuoi comprare una casa devi dimostrare dove hai preso i soldi. In Italia abbiamo buone leggi, perché abbiamo le mafie, ma abbiamo anche buone leggi, perché se tu vai a comprare una casa e non ti arrestano per 7 secondi e mezzo,
che se ci sono dei movimenti sospetti, diciamo. Là no, sì, in teoria. Poi i poveracci vengono arrestati in un secondo e mezzo. La legge non è uguale per tutti, no? Questo l'abbiamo realizzato, diciamo, in età adulta. Detto questo, la mafia ha questa parola di cui si ignora l'origine. Qualcuno dice che è di origine toscana, qualcuno è spagnola, qualcuno è piemontese, secondo me di origine araba, ma'afat, impunità, parola che esiste nel vocabolario dello Stato italiano dal 25 aprile 1865, quando il prefetto del tempo di Palermo scrive al ministro del Regno dell'interno del tempo, dove usa la parola mafia con 2 F. Quindi da quel giorno non ce ne siamo più liberati. Poi un procuratore generale del 1895 a Palermo, che Rodrigo, non mi ricordo come, dice: basta, che 30 anni che sentiamo di questa parola, ma non se ne può più. 1890, poi siamo passati a un altro secolo e rotti, ancora ne parliamo. Se ne parla e se ne straparla. Il problema è afferrarla, perché noi parliamo sempre anche in Veneto, poi ritorniamo all'argomento. La mafia, se non spara, come abbiamo detto nell'incontro precedente, non è facile da individuare, quindi la colpa non è nemmeno tanto anche di noi, nostra. Se non la cerchi la mafia, non la trovi, la devi cercare per trovarla. La mafia è sempre stata così, tranne quella parentesi dei 25 anni della mafia stregista. Se non la cerchi, non la trovi. Ma perché lo deve trovare un sostituto procuratore che ha i fatti suoi, da lui? Chi gliene frega, se poi gli porta il rapporto, l'ufficiale della finanza, il carabiniere bravo, il poliziotto bravo, cioè, qua bisogna lavorare, bisogna scavare, bisogna connettere. Non regge il dibattimento, fine settimana, la rottura di palle, la cosa, gli incoveri. Ci vuole passione nei lavori. Dice deve cambiare mestiere. No, farebbe male anche l'altro mestiere. Qualcuno in sala vuole fare qualche domanda? Merito ancora un po' di luce. Sì. Io ho una curiosità in merito allo spunto che prima il signor Bolzoni faceva in merito al bitcoin e criptovalute. Quale potrebbe essere l'evoluzione della mafia con l'avvento appunto della criptovaluta del bitcoin, che può facilitare ancora di più le operazioni di riciclaggio o comunque operazioni di fondi di denaro, visto che non c'è ancora una vera e propria legge o regolamentazione in merito a quel tipo di valuta? Posso risponderti? Sono completamente ignorante in materia. Non so risponderti, forse lui sì. Io proprio non so risponderti, sono poco attrezzato su quel fronte, non so veramente risponderti. Lui forse sì. La mafia già si è intromessa nel sistema del Bitcoin. Chiaro? Quindi mentre noi stiamo parlando, loro è da parecchio che si sono inseriti nell'utilizzo ai fini di riciclaggio. Perché bisogna tenere presente una cosa, che la mafia, avendo un potenziale economico, assolda i migliori esperti. Questo significa che loro già sono mesi, no? Anni, che stanno pensando come utilizzare il Bitcoin. Loro sono più avanti dello Stato, quello che è grave. Loro possono assoldare i migliori hacker, i migliori esperti di informatica. Ecco perché loro si sono già organizzati per utilizzare il Bitcoin, che sì, è una moneta virtuale, manca il regolamento, perché lo Stato, come dicevo io, è indietro, e loro stanno approfittando per pulire il denaro sporco. Vede, mentre lei stasera si chiede l'evoluzione, loro già si sono evoluti. Io non so niente. Ma sa perché? Non perché loro sono bravi, hanno i migliori esperti. Si chiamano facilitatori. E le dirò di più. Frontman. Visto che lei ha qualche passione informatica, loro tramite gli hacker viaggiano nel dark web, dove ci sono gli scambi più disparati. Perché noi adesso abbiamo parlato di affari di un certo tipo, ma c'è anche il traffico d'armi, il traffico di organi che sono gestiti dalla mafia, e questi avvengono nei lati oscuri del web, dove i comuni mortali non possono accedere.
mentre loro sì tramite i migliori hacker. Hacker che riescono a bucare anche Google. È chiaro qual è la potenzialità delle organizzazioni criminali, quindi i Bitcoin per loro già stanno parecchio avanti. Io prima cosa ho detto, un passaggio molto importante, che la criminalità organizzata deve essere equiparata a un'azienda, a una società per azioni. Cosa fa la società? Si rinnova. Come? Attraverso i migliori consulenti, i migliori esperti. Tant'è vero che le notizie che arrivano dalla Slovacchia ci hanno detto che sono 10 anni che loro stanno seguendo i fondi europei. Qui in Italia abbiamo problemi addirittura per chiedere il finanziamento dei nostri progetti perché è una materia talmente complicata. Loro sono 10 anni che ci stanno. Lo disse addirittura l'allora procuratore antimafia Grasso, dice la mafia è arrivata a Bruxelles e si sta inserendo nel circuito dell'erogazione dei fondi. Mi sono spiegato? È stato sufficiente? Quindi lei è arrivato tardi. No, scherzavo, nel senso, si rende conto chi sono questi qua? E qui lo Stato è assente, non c'è una regolamentazione, quindi diciamo che stiamo ancora allo Stato bravo ed è lì che si perpetra il reato di riciclaggio, perché non è previsto dalla normale legislazione. Grasso è stato un bravissimo procuratore nazionale antimafia, proprio bravissimo, molto competente, l'uomo giusto al posto giusto, una cosa rarissima in Italia. Poi è andato in politica, è un altro discorso. Ci sono altre domande? Prego. Rocco Chinnici, quando insomma, era ancora in vita, aveva iniziato a indagare sul cosiddetto terzo livello. E volevo capire, c'è anche qui, diciamo, in questa migrazione della mafia verso il nord, si può parlare anche in questo caso di terzo livello o di comunque connivenza tra mafia e politica? Qual è, diciamo, il grado di coinvolgimento? Immagino sia alto. Come ti chiami? Nicolò. Sì. Apri una ferita aperta, perché questa storia del terzo livello è una cosa. No, questa cosa del terzo livello è una cosa che abbiamo torturato Falcone per diversi anni, perché allora la storia vale la pena di raccontarla perché così crolla anche un luogo comune, no? A un certo punto, ricordo l'anno, può essere l'85-86, stava istruendo il maxi processo, arriva un rapporto dalla DEA, dall'Agenzia Antidroga Americana, sul terzo livello, che noi giornalisti interpretiamo. C'è un primo livello militare, un secondo livello di comando mafioso, what remain, il terzo livello, e lì cominciamo a rompergli le scatole per un paio di anni sul terzo livello. E lui in più occasioni, ma questo l'abbiamo anche scritto, l'ho scritto su una foto ultimamente, un anno fa, meno di un anno fa, sai la foto famosa di Falcone e Borsellino? Gli ho fatto un racconto sul terzo livello. Lui sbotta 2 o 3 volte, dice basta, questa cosa non esiste il terzo livello, perché sopra la cupola di Cosa Nostra non esiste niente. Lui parlava di convergenze di interessi, cioè sopra la mafia non comanda nessuno, non c'è un secondo livello, un terzo livello della mafia che comanda, una spectre che comanda sulla mafia, ma ci sono altre entità, altri poteri che hanno delle convergenze di interessi con il potere mafioso, no? Quindi noi gli abbiamo rotto le scatole veramente per diversi anni e nonostante le sue smentite ci piaceva tanto questo terzo livello che continuavamo a scrivere terzo livello. Lui si è arreso e dice siete proprio fessi, e quindi si è arreso. Allora dopo 25-26 anni possiamo dire che aveva ragione lui e torto noi, no? Perché a noi ci piaceva questa cosa della supercupola sopra. Il terzo livello non c'è mai stato. Cosa Nostra è un potere criminale con le sue regole, col suo governo, che è la commissione regionale, che va d'accordo con altri poteri criminali, alcune logge segrete di massoneria, alcuni spezzoni di trafficanti internazionali, di malacarne super internazionale, ma sopra non ha niente.
Ho fatto questa premessa, ma mi sono dimenticato la domanda. Cioè il grado di interazione. Esatto, contiguità. I gradi di contiguità sono totali. Se pensi alla strage di Capaci, alla strage di Via del Meglio, la Chiesa, Pio La Torre, Piazzale di Mattarella, le stragi al nord, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, le stragi Rapido 504, 904. Tutte le stragi italiane sono stragi di convergenze di interessi tra apparati dello Stato più o meno dal cuore nero e poteri criminali che un giorno sono la Camorra, un giorno è l'Andrangheta, un giorno è la Cosa Nostra, un giorno sono i terroristi presunti neri o rossi. Abbiamo una storia che parte dalla Portella della Ginestra. Sappiamo tutto e sappiamo niente. Sappiamo tutto e sappiamo niente. Ecco perché parlo di democrazia fragile. Ricordavo oggi che siamo nel 2018, il 6 gennaio 1980 hanno ucciso il presidente della regione Piersanti Mattarella, il fratello del capo dello Stato, e ancora oggi tu vuoi sapere chi ha ucciso lo zio Totò e non sai chi ha ucciso, non conosci il sicario di chi ha ucciso il nostro Presidente della Repubblica. Non lo sai, non lo conosciamo. Io quella mattina ero là, avevo 24 anni. Con Letizia Battaglia? Letizia Battaglia ne aveva 45. Ma Giuccone? No, Letizia era col suo fidanzato, Franco Zecchin, che aveva 24 anni come me, aveva un fidanzato di 21 anni più giovane, Letizia, ed era alla Cuba, alla fine di Via Libertà, prendere un aperitivo. Arriva, passa, pensa che sia un incidente stradale e comincia a fotografare insieme a Franco, un altro grande fotografo. Franco Zecchin, un altro grande fotografo. Io arrivo un 10-15 minuti dopo e vedo che fotografano e vedo il Presidente della Repubblica, che era un Sergio Mattarella, che era uno sconosciuto professore universitario, che tiene tra le braccia il fratello che era ancora vivo. Un pezzo del fratello era dentro la macchina, un pezzo fuori, era una 132, lo tiene sospeso nelle braccia, era ancora vivo il Presidente Mattarella, e intorno vedo un signore con il cappotto color cammello, con i capelli neri, nerissimi lucidi, che era il sostituto procuratore di turno, che era il Presidente Grasso. Quindi in uno spazio di pochi metri quadrati io ho visto quelli che in quella mattina quelli sarebbero diventati quasi 30 anni dopo il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato, le due prime cariche dello Stato italiano. Li ho visti là quella mattina. Girandomi intorno, a 20 metri avevano ucciso Terranova, a 150 metri il giornalista francese, Giuliano a 200 metri, il capo della squadra mobile. Io avevo 24 anni, dico, ma dove sono finito? Cioè, l'incoscienza di uno che ha 24 anni, perché io mi occupavo di tutt'altro, ero a Palermo dal maggio del 79, il 20 maggio, ero frastornato, perché frastornato è poco, ero suonato come una campana, perché non capivo dov'ero, che cos'era Palermo. Non era Europa, perché non era Europa, ma non era Africa nemmeno, era una sacca infetta in mezzo al Mediterraneo. Altre domande? Prego. Prima una domanda, un'osservazione. Tu prima hai detto che noi non abbiamo gli anticorpi, ma non so neanche se ne abbiamo mai provati a sviluppare. Penso che siamo stati qui in Veneto diversamente mafiosi. Mi viene in mente senza che nessuno si offenda, ero in terza media, c'era il mio vicino di banco, era il classico secchione che per 3 anni non aveva mai mancato un giorno a scuola, e per 3 giorni non arriva a scuola, tutti preoccupati, lui torna, cosa è successo? Insomma, si scopre che il fratello era stato liquidato, nel vero senso della parola, da Felicetto Mangiro.
la mala del Brenta, si chiamava così. Ebbene, è stato interessantissimo per me dal punto di vista antropologico capire che tutti dicevano no, tuo fratello era un figo, e nessun insegnante, nessuno in tutta la scuola ha condannato questa cosa una volta che è diventato un dominio comune. E quindi erano gli anni rampanti in cui il Veneto è diventato il modello del nord-est, ma io lo chiamo mafioso, un modello non tanto per la mala del Brenta, ma per tutto l'intorno che la approvava già a quel tempo, e che poi approvava gli imprenditori che facevano lavorare i ragazzi nei compagni di scuola, fine settimana, in nero, tutti quelli che hanno fatto i skate, no? Che poi adesso ritornano in giù. Cioè, no? Sto cercando di rispetto afferrare per gli imprenditori sani, ma io penso che il Brodo è proprio un minestrone qua. come? Che bravo. Però, si scusa il vernacolare, c'è altro che Brodo, c'è un minestrone. Per cui, sì, certo, ma noi abbiamo coltivato la narrazione della mafia del sud di Spagna, ma nel frattempo abbiamo sviluppato la nostra, no? Perdoni, una cosa soltanto, che già il fatto che noi la chiamiamo, in molti continuano a chiamarla mala, il Brenta, è indicativo, perché noi siamo stati la prima regione non meridionale a generare a quella che tutti gli effetti mafia autoctona, e come ha scritto anche Nando Dalla Chiesa, siamo stati la prima regione a cancellarla. Abbiamo fatto un'opera geniale, l'abbiamo creata, perché come hai detto tu, non stiamo mai con le mani in mano, avevano fatto i terroni, come la facciamo noi allora? Però poi, io sono mezzo palermitano, quindi non lo dico con il tono. Una mafia mai studiata fino in fondo, che si è radicata. Anche per chiarire antropologicamente, io sono un po' razzista con i meridionali in quanto siciliano, non mi sento meridionale. Chiariamo. Quindi il Veneto, come diceva anche Attilio prima, quando noi abbiamo aperto la porta, e come ricordava prima il dottor Granata, perché ci faceva comodo il denaro mafioso, ma non parliamo del 2000, parliamo degli anni 60, anche prima. Ma anche lì non vorrei sbagliarmi, perché posso sbagliarmi perché non conosco granché la storia della mala, tra virgolette, del Brenta, ma il signor Maniero non è che era un po' usteona pure? Sì, allora, perché così il partitismo? si spiegano un sacco di cose, perché quando uno è metà guardia è metà ladro, quando di giorno fa ladro e di sera No, dopo. Dopo. non durante, secondo me durante, No, dopo. perché certi fenomeni non sono casuali. Lo Stato, quando vede crescere un crimine, lo può schiacciare, assecondare, fare finta di niente. Lì lo ha assecondato in qualche modo. Quindi come Carminati, 20 anni fuori, com'è che 20 anni? Perché è lento di panza, è carabiniere a cavallo, dicono dalle nostre parti. Non è mafioso soltanto, è metà mafioso e metà sbirro. Così li chiamiamo, quelli che hanno un piede di qua e un piede di là, perché sennò 20 anni non sta libero questo. Il signor Maniero fa questo odore a uno come me che è allenato, perché le mafie, qual è la differenza tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa? La criminalità comune vive ai margini della società ed è sempre stata combattuta dal potere. La criminalità mafiosa vive dentro la società ed è sempre stata protetta dal potere. Quindi quando una criminalità cresce vuol dire che è protetta dal potere. Questo è il punto di partenza per capire le mafie. Uno come Maniero, come campa tutto questo tempo? Carminati, il colpo alla c'è voluto Pignatone e Prestipino e i carabinieri del Ross nel 2015, nel dicembre, per arrestarlo, da 20 anni che restava libero, ma è perché aveva il doppio passaporto. E aveva 2 passaporti, quello rosso e quello blu, perché faceva 2 mestieri, non ne faceva uno.
E l'idea di Maniero e di questa espansione della mafia, è detto bene, una cosa bellissima questa che hai ricordato della Chiesa, che la prima mafia autoctona subito rimossa, questa rimozione proprio totale, nessuno ne parla più di Maniero. Non so, qualche anno fa ho sentito della figlia e il figlio, non mi ricordo, la figlia morta, e non so niente di Maniero, però al naso odore di sbirraglia. Ma davvero il patrimonio non è stato più trovato? Odore di sbirraglia, odore di Il sbirraglia. patrimonio è stato ritrovato e una parte, Rispetto per la polizia è una cosa, la sbirraglia è un'altra. e una parte dei soldi di Maniero erano stati reinvestiti in Toscana dai parenti di Maniero, e Maniero per recuperarli si rivolta alla magistratura. Geniale. Altre domande? No, io volevo soltanto terminare quello che... Gli anticorpi si creano, per esempio, come abbiamo fatto noi stasera, parlandone, sollevando il problema. E se non lo facciamo, gli anticorpi non si creano da soli, sta un po' a noi all'iniziativa. Bisogna parlarne, far emergere queste analisi, queste attività, seppur spiacevoli. Però bisogna parlarne, perché se non se ne parla, se mette da parte, come diceva giustamente Francesco, ci dimentichiamo. Chiaro? Quindi sta un po' a noi la partecipazione. Se non ci sono altre domande, io vi ricordo che il prossimo appuntamento... Forse ne avrei una. Mi chiedevo, il 416 bis, in che misura si dovrebbe forse adattare o cambiare alla luce di quello che abbiamo detto? Che ci sono dei fenomeni nuovi. Sì, o comunque è il 416 bis applicabile in toto al nord, al sud, fuori dall'Europa, oppure invece no, bisogna... Non è una giurista, quindi... Io per diversi anni mi sono posto la stessa tua domanda in maniera proprio, anzi ho fatto di più, sono andato in giro per l'Italia da degli esperti giuristi, alcuni a Palermo che sono bravissimi, il professor Fiantacca, Costantino Visconti, sono andato in giro a chiedere già 10-12 anni fa, dico ma ragazzi diamoci una mossa, ed erano un po' tutti in una fase, erano in sonno questi giuristi. Poi ad un certo punto 5-6 anni fa ho cambiato idea, dico ma sono pazzo, 416 bis non si tocca, perché se tu porti in Parlamento il 416 bis ne fanno carne di porco questi del Parlamento, ne fanno carne di porco, è l'unica cosa che abbiamo, non tocchiamola, tant'è che tutti i procuratori più importanti d'Italia al metà novembre, fino a novembre, a Milano, agli Stati Generali dell'Antimafia convocati dal Ministro della Giustizia, c'erano Pignatone, il procuratore capo di Roma, il procuratore generale di Palermo Scarpinato, il procuratore di Napoli Melillo, il procuratore di Milano Greco, c'era Gratteri, il procuratore di Catanzaro, che era una figura un po' spuglia là dentro rispetto a... però tutti erano d'accordo su una cosa: il 416 bis ha 36 anni, non li dimostra, se li porta bene, non tocchiamolo, lavoriamoci sopra nelle realtà, ma non tocchiamolo, perché con la politica che abbiamo, con gli uomini politici che abbiamo, non ci possiamo fidare. Non ci possiamo fidare di portare una modifica al 416 bis, perché se entra in Parlamento siamo fregati. E comunque il problema non è della legge, è come l'applicano e come interpretano i giudici. Prima cosa sarà detto, sì. Siamo arrivati al paradosso: mafia capitale, non c'è il vincolo mafioso; Ostia, quartiere di Modena, esiste la mafia. Siamo al paradosso, quindi la legge va bene come strutturata, bisogna i giudici come la applicano, come la interpretano. La legge ecco, è buona. E poi ecco un'altra cosa per conoscenza: il problema è che il 416 bis non si applica all'estero,
perché lì subentra il concetto del crimine transnazionale, che è un po' diverso. Sì, la legge buona dipende dalla professionalità dei magistrati innanzitutto. Prima di fare Mafia Capitale, il procuratore di Roma, il procuratore aggiunto Prestipino, Pignatone, Di Rossa hanno studiato per 7-8 mesi l'applicabilità, e siccome il procuratore di Roma non è l'ultimo arrivato da un punto di vista giuridico, l'impianto che ha fatto è una roba veramente seria da fare tremare i polsi. Il fatto che poi non l'abbiano riconosciuto in tribunale è un discorso, secondo me, provvisorio. Ho detto non mi appassiona, ma secondo me è provvisorio, perché già la Cassazione sullo stesso tema si è pronunciata più volte, non solo su Ostia, anche su una mafia operante in Veneto, dei Moldavi, Venezia. Si è pronunciata 6 o 7 mesi fa, 5 mesi fa, sulle piccole mafie, e l'orientamento della Cassazione, che non è più la Cassazione di Carnevale o di scusate se sono un po' greve, di quelle mummie senza una goccia di sangue che avevano 140 anni messi là, Ermellini. Ora in Cassazione sono arrivati dei cinquantenni, soprattutto dal sud, che hanno magistrati che hanno avuto esperienza al sud, di tutta Italia, del nord e del sud, che hanno portato un po' di sangue fresco, perché quelli erano morti, messi là senza una goccia di sangue, erano fuori dal mondo e dal tempo, no? Ora c'è sangue fresco là dentro, gente, e la Cassazione non è più la Cassazione di qualche anno fa, e quindi la Cassazione fa Cassazione. Ogni testa è tribunale, la Cassazione è Cassazione. Quindi si dovranno adeguare alle direttive della Cassazione. Siccome l'indagine è un'indagine fatta molto bene, fatta da persone responsabili, preparate, serie, è questione di avere un po' di pazienza, e quindi chi vedrà, chi vivrà, vedrà. Bene, giunta l'ora. Grazie. Vi ricordo che il prossimo appuntamento dell'Osteria Volante è il 13 marzo, dove proietteremo il documentario Berlusconi, una storia